Chi ci legge qui? Non ci si capisce niente. Tutta una confusione. Ma guarda te. Guarda niente, non c'è niente da guardare, solo segnacci ovunque, incomprensibili. Te, neanche i numeri. Almeno capire i numeri così da metterli in ordine. Dai su, sforzati almeno di leggere quelli, se riesci a leggere le cifre già un passo avanti. Un numerino dopo l'altro. Ordine! C'è bisogno di ordine. Poi va a finire che se la prendono con te, che non hai lavorato bene. Ecco, qui c'è un 1. Sono 4 cifre, la prima un 1, la terza è sicuramente un 4, ma la seconda un 2, un 7 o un 8. La curva in alto è chiara, ma sotto manca troppo, là sotto manca. E chi se ne frega se manca? Io interpreto, la scienza è interpretazione. Ricalcolo, 4 cifre, 1, 2 appunto, la terza un 4, se la quarta poniamo un 6, un 7. Un 8, giusto, l'8 che non era prima, giusto, è un 8, prima era un 2, il numero intero mi viene. 1248. 1248. Suona bene. E poi è solo per cominciare. 1248, 1248, 1248. Chi non annega nei primi 100 metri ha altri 100 chilometri per farlo. E se non è la barca che prende acqua e affonda, è il motore che si rompe, patatrac, e la manda alla deriva per giorni, settimane, nel buio della notte ghiaccio e tenebre, nel sole del meriggio arsura, e la merce va a male. 1248, 1248. Guarda quest'altro, facile questo, 2, 9, 1 e poi un bel 7, ma sì, 2917. Ma sei sicuro che è un 7, non c'è dubbio. Questo è un ragazzino, 2917, 2917, un nome a caso, Yusuf. Yusuf suona bene. Questo viene dal Sahara occidentale, niente meno. La data non c'è, cancellata. Che rabbia quando mi si cancellano le date. Yusuf è un ragazzino. Pelle nera, cosa vuoi che capiscono questi qua? Capiscono niente. Pelle nera, vengono a parlare di democrazia. Ridicolo, sono ancora sugli alberi, magari si mangiano ancora tra loro e gli si va a parlare di democrazia. Tempo perso. Yusuf, da poco più di 2 mesi, con i pescatori della laguna, la laguna di Naila, fenicotteri rosa, pesci e capre nella bassa marea, una bella cartolina. Qui le acque salate sono calme, ma fuori il mare fa paura. L'oceano! Yusuf non l'ho mai visto. L'oceano! Il mare aperto. Sta appena imparando a guidare la barca del padrone, un 2 metri nero e blu. Yusuf è uno sbruffone. 2917 sa tutto lui. Sempre stato così. Solo perché ha imparato a mandare avanti la barcuzza del padrone, si crede chissà chi. Comincia a far girare la voce. Per scherzo. Inizia per scherzo. Ti porto io in Europa, in Spagna, le Canarie sono lì e che ci vuole? La barca ce l'ho, si parte quando si vuole. Mi date la metà mi basta. Non sono onesto, la metà esatta di quello che vi spillano gli altri. Le Canarie lì, sono Spagna, un passo, una notte di viaggio e che ci vuole? E va a finire che quelli ci credono. Cominciano a cercarlo. Yusuf! A portargli i soldi. Yusuf! Non li ha mai visti tanti soldi tutti assieme. Ma lui non diceva sul serio vatti a fidare, quelli l'hanno preso sul serio. E gli portano i soldi, tanti soldi. Lui non li ha mai visti tanti soldi tutti assieme. Lui è uno sbruffone, lui è un so tutto io. Lui diceva per ridere, so fare. Ho imparato, vi porto alle Canarie, in Spagna vi porto Barcellona, Real Madrid. Sbruffone. Sa guidare solo i 2 metri del padrone. Il 2 metri nero e blu nelle acque calme della laguna. Sono in tanti, gli stanno addosso. Coi soldi nella busta lo fissano gli occhi come rasoi. Quando si parte, quando? Stanotte, dice Yusuf, e tiene in mano tutti quei soldi e fa finta di non aver paura, ma sotto se la fa addosso. E di notte scende di corsa le scale del molo, sbruffone Yusuf.
2917 ha il fiatone. Dentro, tutti su. 16 passeggeri, tutti Saharawi, tutti scesi dall'albero, cosa vuoi pretendere? Yusuf canticchia, fa finta di aver coraggio, gli occhi che ridono. Vi porta alle Canarie, in Spagna vi porto a vedere il Real Madrid e il Barcellona. La notte, blu come la paura. Il motore canta pieni giri sulle acque piatte come minerali della laguna di Naida. Fenicotteri rosa, pesce e capre nella bassa marea. Una bella cartolina. Appena usciti dalla laguna, un'onda di 2 metri. Barcuzza piena d'acqua. Annegano tutti. Sprofondano. Anche lo sbruffone. Finito. In certi punti il mare sa di carne morta. 3999. Se quello è un 9 e quest'altro 3455. Mo. E chi ci legge qui? Non ci si capisce niente. C'è poca luce in questa baracca di laniera. C'è poca luce in tutta l'isola. Certo che potrebbero fare qualcosa. Chiamare un tecnico. Chiamarlo io. Me la devo sbrigare da solo. Dovrebbero loro mettermelo a disposizione 24 ore su 24. Mi fanno fare tutto sto lavoro da solo. Ma guarda te, guarda niente, non c'è niente da guardare, solo segnacci ovunque, incomprensibili. Neanche i numeri, almeno capire i numeri così da metterli in ordine. Dai, su, sforzati almeno di leggere quelli. Se riesci a leggere le cifre è già un passo avanti. Un numerino dopo l'altro. Ordine! C'è bisogno di ordine. Poi va a finire che se la prendono con te, che non hai lavorato bene. Vogliono la lista come si deve, ti strigliano, alzano la voce e pagano, sì. Ma quando pare a loro, una miseria. Bravi quelli, bravi, a fare i grossi nei salotti, il caviale, lo champagne, le signorine. Ma poi il lavoro sporco lo lasciano al sottoscritto. Ecco, qui c'è un 7. Sono 4 cifre. La prima è un 7, la terza è sicuramente un 7, ma la seconda... direi, ma potrei sbagliare, è un 7 anche questa. Eppure la quarta è un 7. Troppo facile, 7777, troppo facile, 7777, 70 volte 7. E chi se ne frega se è facile, mica sono pagato per fare un lavoro difficile, sono pagato e basta. La scienza è interpretazione, ordine. Se c'è ordine e chiarezza, tutti col naso all'insù, tutti rassicurati a dire che va bene, che tutto regge. Ordine e chiarezza, le tabelline, i numeri messi in fila per benino. Però questa è bella. 7777. 7777, questo 7777 non mi torna. Qui dentro non c'è un nome solo. Dentro un numero così ce ne possono stare 77. E pensa alla coincidenza. 77 nel 7777. Tutti su un barcone, ammasso di gambe, braccia, teste. E allora se sono i 77, perché me li mettono su un foglio solo? Io non risparmiare. 77 nel 7777. Oppure mania di simmetria.
Sarà. A me non piace la simmetria. Comunque quelli gridano, pregano nella notte. Gridano e pregano quelle cose là. Stipati sul balcone, infradiciati, mangiati da un freddo atroce, schiaffeggiati dalle onde, gridano e pregano e sono presi a schiaffi. Una Bibbia, un Corano inzuppati nell'acqua, lo stomaco che urla dalla fame. Patetici. Arrivano i soccorsi. L'ammiraglio è un italiano, figlio d'arte, ammiraglio figlio di ammiraglio, una dinastia, una garanzia, una famiglia di ammiragli. Quando chiama il padre al telefono: sì, signor padre, sì, signor padre. Stirpe di ammiragli. Sì, signor padre. Manco fosse quello là nei cieli. Sì, signor padre. Al telefono chiede consiglio. Come si fa, signor padre, in questi casi? Come si fa? Barcone pieno di corpi, ammasso di gambe, braccia, teste. Come si fa? Come si fa? Come si fa? Arrivano i soccorsi. La motovedetta dei militari, quella dell'ammiraglio signor Figlio, e la nave dei pescatori, quella di Totò. Che un pescatore a quei tempi, se vede gente a mare, subito si butta. A quei tempi. Insomma, il barcone, la motovedetta e il peschereccio. Tutte e tre in un fazzoletto d'acqua. 3 caravelle messe lì dal destino. Il barcone, la motovedetta e il peschereccio. Partono i soccorsi. Ognuno fa la sua parte, poi una manovra sbagliata e il barcone si spezza in 2. È un classico. E l'ammiraglio figlio di, invece di spegnere subito le eliche, che fa? Che fa? Non spegne subito le eliche e i 77 sprofondano. La prima cosa da fare quando c'è gente a mare è spegnere le eliche. Quello se lo dimentica. Ammiraglio figlio di ammiraglio. Sì, signor padre. Lui se lo dimentica. 3 minuti. In 3 minuti, in quei brevi 3 minuti, tutti sono risucchiati, fatti a pezzi, massacrati dalle eliche, triturati dalle eliche. Tutti i 77. Bastano 3 minuti. Braccia di qua, gambe di là. Pastura per i pesci. Mica è colpa loro, e delle eliche intendo. Le eliche non pensano, le eliche non hanno un cervello. Gli ammiragli dovrebbero, dico il cervello, gli ammiragli dovrebbero avercelo in dotazione. Sciocchezze, tuona l'ammiraglio padre, sciocchezze, stiamo qui a guardare, sottigliezze, stupidaggini e soprattutto silenzio, acqua in bocca, che nessuno fiati. Che anno era quello? Quello dei 77 del 7777. Ma diavolo, se mi cancellano pure le date. Comunque erano anni quelli, che di SOS ce n'erano anche 2 o 3 al giorno. SOS, SOS. Alla fine non essere. Erano anni quelli, ogni giorno 2 o 3 barconi alla deriva. Su ogni barcone minimo un cadavere, che mica stavi a riportarlo a terra. Lo ributtavi a mare. Quello era il suo funerale. Non c'è cimitero più efficiente. Economico, un posticino laggiù non costa niente, addobbato come si deve, ambiente, che dire dell'ambiente, luce e pesci, sabbia e scogli, suggestivo. Quello era il suo funerale, su ogni barcone minimo un cadavere. Sì, signor padre, ho sbagliato, signor padre, ma
Ma certo, signor padre, nessuno lo verrà a sapere. Agli uomini sarà chiesto il silenzio. Sì, signor padre, il silenzio. Fuggire i giornalisti, fuggire le interviste, fuggire i ficcanaso, fuggire le televisioni, fuggire le responsabilità, fuggire le tentazioni, fuggire le commissioni. Sì, signor padre, il silenzio. Il silenzio. Il silenzio. Silenzio. Una bella colata di silenzio. Possibile. 44, un numero così piccolo. È certo che con un numero così si va parecchio lontano negli anni. 44. Sakina. Sakina. Neanche lei è sola. Insieme ad altre 30. Nigeriane. Bambine quasi. Un carico prezioso. Queste facevano vela, queste si muovevano per mare, queste andavano per andare, queste le mandavano a fare, di là, sull'altra sponda, il mestiere più antico del mondo. Un carico prezioso, belle fanciulle, molte di loro già violentate in mezzo al deserto, usate e abusate sulla pista degli schiavi. Prima i trafficanti, poi i poliziotti di Agadez, poi di nuovo i trafficanti, poi ancora i poliziotti, libici stavolta. Alla fine, tutte sul barcone. Un barcone già malandato, legno pessimo, un rottame. A occhio lo vedi che non terrà l'acqua. Alla fine, tutte in fondo al mare. Sakina e le altre 30, invece che profumati nelle lenzuola di raso, ora giacciono là, nel fondo, smangiucchiate dai pesci, le ossa mutate in corallo, le perle al posto degli occhi, e il trafficante che canta: tutti danno la colpa a me. Tutti danno la colpa a me. Ma che colpa ne ho io? Se il tempo era rio. La barca non ha retto. Il legno era in difetto. Tutti danno la colpa a me. Tutti danno la colpa a me. Ma che colpa ne ho io? Se il tempo era schifio. Oh! Fermi, statevene fermi voi. Silenzio, fermi, ho detto. Ostu, silenzio. E statevene fermi, spiriti dei dispersi, spiriti inabissati, spiriti liquidi in poltiglia, che 100.000 volte avreste preferito una morte asciutta. Non muovetevi! Qui nessuno si muova finché non lo dico io, finché non ho rimesso tutti in ordine, che quelli là, quelli delle capitali, mi strigliano se non lavoro bene.
Certo che la nostra è una grande politica. Su quest'isola li accogliamo tutti. Su quest'isola vi accogliamo tutti, spiriti. Non respingiamo nessuno. La politica degli accoglimenti l'ho inventata io. Sono il più accorto io. Sono il signore dei numeri. Io di me si possono fidare. Mi pagano quelli delle capitali. Mi pagano il giusto. Ogni numero un versamento in banca. Ordine e chiarezza. Mica per niente il petto gonfio di medaglie. Ordine e chiarezza. Tutti in fila, l'elenco come si deve, un morto dopo l'altro, la lista aggiornata. Un lavoraccio. Medaglie o non medaglie, il lavoro sporco tocca a me. A quelli come me, lasciamo perdere, inutile lamentarsi. E ti strigliano pure se ti lamenti. Ti fanno il contropelo. I lamentosi sono di quella razza che vuole vivere con il culo nel burro. Facile per quelli sparare sentenze, ma in mezzo a sta marmaglia dalla sera alla mattina, chi ci sta? Chi ci sta? Il sottoscritto! Fermi, spiriti, dove andate? Restate in fila. Eia, ise, yalla, liesina me la spurnocchi di mungue da fare. Arco Sciuglia, iesi. Ve l'ho già detto, ve lo ripeto, vi accogliamo tutti. Qui nessuno escluso, non facciamo favoritismi qui. Non avrete da lamentarvi. Io sono il generale, io il presidente. Non muovetevi, anche se il mare ribolle, lo so. Anche se l'isola trema, lo so. Colpa del vulcano qua sotto. Sto perdendo il conto. Qui sono tutti morti, sì. Ma qualcuno è più morto degli altri. Un affollamento di scintille vicine e lontane. Ce ne sono miliardi. Non c'è più differenza di colore tra il cielo e la notte. Nero sopra, nero in basso. Un ragazzino disidratato emana un odore terribile. Nella notte si è svuotato di diarrea dentro i pantaloni. Capita. Non bisogna fare gli schizzinosi. Capita. Mica siamo al club mediterraneo. Labbra e palpebre secche. Lingua bianca e asciutta. Schiacciatola in mezzo. Un ammasso di gambe, braccia, teste. E quel ragazzino là in mezzo a una montagna di culi, ingombro di cuori, fegati, budella. Non riconosci più un proprietario dall'altro. La vita non è proprietà di nessuno, è data a tutti in prestito. Come suona vero. Che poi, cosa vi credevate quando siete partiti? Lo sapevate? Lo sapevate come quando siete partiti all'alba dal fondo del deserto? Quando per sfuggire ai massacri vi siete intruppati dentro a quel camion scassato, quel grappolo di bidoni d'acqua? Lo sapevate? Abbandonati dal camion, a piedi nudi sulla sabbia rovente, il camion che riparte per la Libia e vi lascia lì dopo 3 giorni senza cibo, inginocchiati a ricevere le frustate, i colpi dei militari, tubi di gomma, cavi elettrici. Lo sapevate? Facci un regalo, gridano i militari. Facci un regalo, su. Oh, ma questi sono testardi, niente vogliono regalarci. E giù frustate. Su, 10.000 franchi, cosa vuoi che siano 10.000 franchi? Quando sarai in Europa li guadagnerai in 2 ore. Lo sapevate. E i militari ridono. E i militari sfottono. Noi già pregavamo un Dio che voi ancora suonavate i tam tam e vi mangiavate come animali. Ridono i militari e vi trascinano nella baracca delle torture. Tubi di gomma, cavi elettrici, qualcuno
paga, qualcuno no. Qualcuno telefona a casa. Ci vogliono altri soldi, vi scongiuro. Ma come, per chi? Siamo nella miseria, in mezzo alle bombe e tu ci chiedi ancora soldi. Te ne abbiamo già dati, te ne abbiamo già dati un mucchio alla partenza e non ti sono bastati. Ma non dovresti già essere in Francia a quest'ora, in Italia, in Svezia. Lo sapevate! Abbandonati nel deserto, a cuocere vivi, a impazzire sotto il sole, a dimenticare anche il vostro nome. Lo sapevate che nessuno vi avrebbe tirato fuori, né padre, né madre, né fratello, né Stato. Nessun governo alzerà la bandiera, nessun cristiano piangerà la vostra sorte, morte. Lo sapevate! Figli di un cane, figli di nessuno. E allora? Poi ancora 6, e poi ancora 5. Mi stai antipatico, 6, e poi ancora 5. Mi stai antipatico, lasciamo perdere. Passiamo a un'altra. Oh, questo sì che si legge. 1 e poi niente. Sembra che lo fanno apposta l'acqua, la salsedine, le carte. I numeri si cancellano e poi tocca a quelli come me voglia di protestare il petto gonfio di patacche. E invece tocca a me. A quelli come me sgobbare qua sotto al buio, che perdo il conto. Ricomincio, ricalcolo. Ero sull'1, poi c'è un altro 1, e un altro 1, e un altro 1. Sta a vedere che come prima tutti quei 7, adesso 1111. 1111. Possibile che vengano fuori numeri così lucenti in questa oscurità. 1111. Yasmin,
da Tunisi, dalla Casba, su per il canale di Sicilia. (1111) Yasmin. A 800 metri dalla riva, patatrac, la barcaccia si spezza. Yasmin impavida li fa a nuoto quegli 800 metri, tirandosi dietro l'amica. A nuoto se la tira dietro. Ma no, che non ce la fa. L'amica ha le gambe spezzate, un corpaccione, uno scatolone di donna. 1111 invece, testarda Yasmin, forzuta e piccolina, se la porta dietro come un valigione di grasso a quella sua amica. Gli ultimi 800 metri a nuoto non finiscono mai, ma alla fine ce la fa. La Sicilia! La Sicilia incantata! La mettono a lavorare, non perdono tempo quelli che l'hanno portata lì. Fidati, Yasmin, la mettono a sgobbare dall'alba al tramontare, da un ottantenne, nella casetta di un ottantenne, nella villetta di un ottantenne. La serva fa un po' di tutto, la serva serve. 1111 Yasmin lo serve l'ottantenne, anche per quella cosa là. Perché? Chi può sostenere che anche a 80 anni non si sia in grado anche quella cosa là? 1111 a Yasmin non piace a chi piace, ma lei la fa. Pensa a quegli altri smangiucchiati dai pesci e la fa quella cosa là. Pensa giorno e notte ai parenti a casa che aspettano da lei, che aspettano che lei. E Yasmin la fa, anche con l'ottantenne. Lui non si crede male, dice che è sempre piaciuto lui, che mai ha avuto problemi lui con le femmine. Paga. Lui paga. (3244) non identificato. 6745 non identificato. 26 non identificato. Accidenti, un numero così piccolo, se fossi un collezionista varrebbe oro. 6744 non identificato. 789 non identificato. 26.745 possibile? Un numero così alto? Forse c'è un errore. Comunque non identificato. Non identificato. Non identificato. Non identificato. Sabbia nericcia, fumo e bitume. Qua sotto il vulcano lavora, oltre se lavora. Non identificato. Non identificato. Scirocco, senza vento, fa squagliare anche le pietre. Non identificato. Non identificato. La pelle spruzzi sulfurei, scheggia e lava incendiaria,
Il cratere di Generaggio è fango scuro e chi ci vede con tutto sto fumo? Tunisi sarà laggiù. Dall'altra parte c'è Malta, in mezzo Lampedusa, l'isola dei conigli. Ma chi le vede adesso? Chi le vede? La pilli e spruzzi sulfuri dentro gli occhi, schegge e lave incendiaria giù nella gola. Certi giorni non mi ci raccapezzo. Perdo le coordinate. Brucio dalla testa ai piedi. Non identificato. Non identificato. Luce rossa. Non identificato. Acqua verdognola. Non identificato. Tremolio e vomito. Non identificato. Ricoperto dalle alghe fino alla coscia, fino al ginocchio spappolato. Non identificato. Faccia irriconoscibile, faccia divorata dai pesci. Non identificato. Certo che i pesci sono delinquenti. Non guardano in faccia a nessuno. Maledetti squali, maledetti pescecani, maledette triglie, e tonni, e leviatani, e mamute, e orche, e zaratani. Maledetti sanpietrini, maledetti pesce palla, maledetti pesce spada, e martello, e tigre, e coltello. Maledetti pesce lupo, iene dalla bocca larga. Maledetti voi, sciacalli e sciacalletti degli abissi. Voi, belve del mare, mandre così assatanate che non fate differenza tra questo e quello. Non fate differenza. E con le larghe mascelle spalancate tirate morsi a tutto quel ben di Dio che vi capita intorno. A pacchi ve li trangugiate, quei cadaveri, quei corpicini senza più luce. Maledetti voi che impedite a me, di fare il mio lavoro, di metterli in fila, di dargli un nome a quei trapassati inquieti che non stanno fermi un secondo, mi riempiono l'isola di strida. Maledette voi, creature delle acque, ve la meritate questa predica. Oltre se ve la meritate, vi ingozzate di tutto, non fate differenza tra polpa e polpa, tutto buttate giù in questo mare di mezzo. Chi vi credete? I becchini ufficiali, i becchini dell'impero. E prima fatemeli contare, no? Delinquenti, delinquenti organizzati. Ve la meritate questa predica. Ho il sangue avvelenato, ho il fegato grosso. Non si mettono i bastoni tra le ruote a un sorvegliante integerrimo, a un funzionario solerte come me. No, così non si fa. Non sta bene. Perché non distinguete tra corpo e corpo? Maledetti squali. Come quella creaturina, la 6132. Obedience la posso chiamare. Per nome. Obedience scappata dalla guerra e dalle bombe. Obedience, chiamiamola così, che obbediente ha seguito il suo destino. E che doveva fare? Che scelta aveva? Libero arbitrio, direte voi. Il questurino dei fati, dico io. Ha deciso di scappare. Un giorno qualunque, impugnare l'alba come un coltello e fuggire. Fuggire la sua patria incerta, la terra natia, e le torture certe, per farsi sbucanare prima dai soliti militari infuriati, poi da trafficanti e poi persa negli abissi per farsi spolpare da voi, squali,
per essere ospite una delle tante al vostro banchetto. Maledetti ingordi! Bella conclusione, bella conclusione. Obedience, obbediente al fato, obbediente al vostro stomaco che non si sazia mai. Squali, porci del mare, che tutto divorate, sfigurate e non vi basta mai. Siate un po' più umani, squali. E Jean-Baptiste. E Jean-Baptiste. Jean-Baptiste è un pischello. Poco più che un bimbo in mezzo a tutti gli altri. Il gommone alla deriva. Da 5 giorni alla deriva. Ne teneva 12. Sono partiti in 40. Ma il motore... Patrac. E allora alla deriva, sballottati sul gommone, Jean-Baptiste guarda i più grandi. Qualcuno ha gli occhi spenti, vuole dormire. Come si fa a dormire? Non dovete dormire, con l'acqua che ci arriva all'ombelico non si deve dormire. Jean-Baptiste, resisti. Ma se non resistono loro che facevano i grossi alla partenza? Solo acqua tutto intorno. L'orizzonte, il cielo. Sembrano anche loro d'acqua. Niente più da mangiare. Niente più da bere. Sei in mezzo a tutta quell'acqua e non puoi berne una goccia. A un tratto le onde cominciano. Trascinano i più deboli nel fondo. Jean-Baptiste no. Jean-Baptiste è poco più che un bimbo, ma è forte. La mamma lo ha riempito di gri-gri e lui ora se li divora. Ce n'è uno apposta per non annegare, fatto di sabbia e di ossicini, di formule magiche. Se lo mangi non annegherai, stai sicuro. Poi ce n'è un altro che serve a diventare invisibili. A cosa gli serve adesso? Il gri-gri per diventare invisibili? A niente. Quello avrebbe dovuto usarlo nel campo da calcio del villaggio. Là sì diventare invisibile e far impazzire gli avversari, fargli lo sgambetto, rubargli il pallone tra le gambe e passarlo ai suoi. A cosa gli serve adesso? Il gri-gri per diventare invisibili. Il gommone alla deriva. Non dormite, se dormite è peggio. Tengono gli occhi spalancati. Fuori dalle orbite schizzati. Che cosa vedono quei cerchi bianchi? Che cosa vedono? Vedono torri e città fantasma. Vedono minareti e palazzi. Vedono fate e sirene. Vedono i soccorritori che non soccorrono. Non ci sono. Vedono e stravedono. La morte no. Quella non la vedono. Quella li ha già afferrati per il collo e se li trascina giù come un braccio armato. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste. È partito anche se la madre non voleva. Ah no, non voleva. Solo questo figlio mi è rimasto, questo non lo posso perdere. Lo scafista l'aveva rassicurata. Stai tranquilla, con me tuo figlio è già di là, è già in Europa che guadagna e ti telefona.